Ancora 30 secondi alla partenza del Gran Premio Italia, divisione maschile, ovviamente sul doppio chilometro anche questo per la prima volta. Il Gran Premio Italia si disputa sul doppio chilometro. E c'è un favorito, nel numero 2 Carlo Magno Desi, Andrea Farolfi in sediolo, nel record della generazione con la misura di 1,12, ottenuta un mese e mezzo fa a Torino. Alternativa principale Croiseros e Colosseus. Macchina che si mette in movimento. Gran Premio Italia Maschi, trofeo gruppo San Donato, 2060 metri, 12 al via, 1 Colosseus, 2 Carlo Magno Desi, 3 Croiseros, 4 Cashfas, 5 Coco Jumbo ADV, 6 Cralgido SM, seconda linea, 7 Corsaro Nero Font, 8 Canto dei Venti, 9 Ceres Prav, 10 Crono e K, 11 Cavour Griff, 12 Corleone Fi. 150 metri allo stacco della macchina. In prima fila leggermente discosto Cralgido SM, intanto in partenza c'è lo stacco veloce, mentre numero 3, ha sbagliato Croiseros, lo stacco veloce di Coco Jumbo ADV che però si getta di galoppo, e così è Carlo Magno Desi che conquista in breve il comando nei confronti di Colosseus. La squalifica anche per Coco Jumbo che era stato il più svelto in avvio, 14,4 i primi 200 metri di gara, con Carlo Magno Desi che conduce. In seconda posizione c'è Colosseus, 2 fra i più attesi, in terza c'è Cralgido SM che ha colto ottimo avvio dall'esterno, poi sempre lungo la corda Corsaro Nero Font, Canto dei Venti, all'esterno invece Cavour Griff che si trova nella scomoda posizione scoperta al largo. Se ne vanno i primi 400 in 30 netto, al comando 45,9 per i primi 600, cerca di moderare l'andatura Andrea Farolfi con Carlo Magno Desi, ha in schiena Colosseus che è probabilmente l'avversario principale. 800 metri intanto completati nell'ordine dell'1 minuto e 7 decimi, si va ora veramente piano nonostante un 14,8 di parziale, ma ovviamente a questo punto nessuno si fa luce e Andrea Farolfi ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo di gara. Intanto se ne va il primo chilometro in 1:15,8, in seconda posizione sempre Colosseus, mentre all'esterno fatica a progredire Cavour Griff che è scoperto fin dalle prime battute, ovviamente aspetta tempi migliori per progredire. Intanto c'è la terza ruota per Crono e K che viene via a 700 dalla conclusione. Cavour Griff intanto è al sediolo di Colosseus, 600 alla conclusione con Carlo Magno Desi che conduce. Intanto la squalifica per Corsaro Nero Font, siamo a poco più di 500 dal palo e ora non ha ancora accelerato Carlo Magno Desi e Colosseus accenna per un attimo a venire via, poi torna sotto, non c'è nessuno tra l'altro all'esterno che si fa luce, corsa fin qui decisamente 10, lineare al limite della monotonia, con Carlo Magno Desi in vantaggio, Colosseus in seconda posizione, nessuno degli altri riesce a farsi luce. In terza rimane Cralgido SM, ultimi 200 metri di gara con Carlo Magno Desi, ora sì lanciato in piena accelerazione, 14,3 la curva e ora allunga ancora Carlo Magno Desi che viene a concludere vincitore per il raddoppio di Andrea Farolfi, Mauro Baroncini. Il secondo posto è per Colosseus, mentre sprinta bene al terzo Canto dei Venti che piega Cralgido SM, 1:14,1, c'è stato 29,2 per il penultimo quarto e 28,6 per l'ultimo. E tanto è bastato a Carlo Magno Desi per vincere nettamente su Colosseus che si conferma a sua volta novità fra i 3 anni. E al terzo posto Canto dei Venti che non se n'è persa una delle ultime 3 e qui riesce ancora ad essere protagonista battendo nel finale Cralgido SM, ma la vittoria e il doppio in giornata strepitoso per Andrea Farolfi e Mauro Baroncini che portano al successo nel filly, nelle femmine Shere K e ora Carlo Magno Desi favorito e recorder della generazione con un sicuro e convincente percorso di testa. Andrea Farolfi, Mauro Baroncini per il signor Antonio Monghini.